benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Temporali a intervalli su quasi tutta la Sicilia, città auto imbottigliate, ombrelli e stivali di nuovo fuori dagli armadi, turisti increduli. Il maltempo di questo inizio di primavera continuerà per tutto marzo. Per il mare in burrasca 85 migranti rischiano il naufragio, salvati dalla Guardia Costiera e portati a Lampedusa. Abusi sessuali commessi dai sacerdoti, secondo un'inquietante rilevazione dell'associazione Rete L'Abuso, la Sicilia è la seconda regione per numero di casi. A Palermo, allo Sperone, senza un asilo pubblico, un'installazione artistica denuncia il cantiere fermo da mesi. Fiorente però lo spaccio di droga, arresti in successione. A Catania 137 i senza tetto che non hanno un dormitorio dove dormire, dove andare. Ad Agrigento è inaugurato uno spazio verde per la memoria e l'impegno per la pace. A Messina gli studenti di origine turca protestano contro l'arresto del sindaco di Istanbul. A Favignana, primo scatto dell'Odissea, il nuovo film Colossal con Matt Damon nei panni di Ulisse. Il divo americano ai tavolini dei locali dell'isola scatena la corsa allo scatto rubato. Oggi Mina compie 85 anni, leggenda della musica italiana, mentre tutti vogliono apparire. Da anni è solo una voce meravigliosa, sempre attuale, grazie anche alle collaborazioni con giovani come Blanco. Calcio, cresce l'attesa per il derby del provinciale fra Trapani e Catania. In palio punti pesanti per la corsa ai play-off. La gara sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Telecolor. Bentrovati, Sicilia orfana del sole, ma niente paura. All'arrivo della primavera è stato salutato da pioggia e vento, il tempo instabile ci accompagnerà fino alla fine del mese. Turisti e catanesi disorientati, non sappiamo come vestirci, dicono. Prima di uscire ci affacciamo alla finestra. A Tonino De Mana. Marzo Pazzerello, guarda il sole, prendi l'ombrello. Con il passare del tempo e complici cambiamenti climatici, questo proverbio popolare rischia di andare definitivamente in soffitta. In effetti, Pazzerello è ormai tutto l'anno, con siccità ed alluvioni che si alternano, tanto che l'arrivo della primavera è stato salutato in Sicilia dal maltempo, che dovrebbe protrarsi fino alla fine del mese, con un vortice ciclonico annunciato per giovedì. Tranquilli, il sole e anche caldo tornerà, ma sarà necessario portare un po' di pazienza. E ci sono alcuni delusi, convinti di trovare una giornata decisamente diversa. Volevo trovare il sole della Sicilia, ma non l'abbiamo trovato. Magari tra un'ora ci sarà. Insomma, ho visto le previsioni, fino a domani piove, quindi. Io sono venuta qua in Sicilia, sì, prima volta cosa ho comprato? Ma queste scarpe stivili. In un'insolita e grigia Catania niente mercato, chi può sfrutta doveri portici di Corso Sicilia. Ai nostri interlocutori chiediamo come vestirsi. Lo stesso segno. Cioè, che maglione così, giubbottino. Un giorno c'è sole, un giorno c'è pioggia, c'è mezza Catania che sta male veramente, anche gli ospedali, che questo tempo non ha capito più nulla, soprattutto i bambini, non si sa come vestirli, come non vestirli. Siamo al 25 marzo e ancora i giubbotti pesanti. E che dobbiamo fare? Ci dobbiamo adeguare al tempo. C'è chi non consulta il meteo, ma In base a come si sveglia la mattina, guardi fuori dalla finestra e decidi come vestirti. c'è chi fa di necessità virtù, come questo cittadino del Bangladesh, occasionale venditore di ombrelli. Quanti ombrelli hai venduto fino ad ora? Ora di 6-7 a lavorare. Ma dimmi una cosa, tu speri che piova? Questo è tutti i giorni nuovo, piove e lavorare. Niente paura, tra qualche mese gli ombrelli serviranno, ma per ripararsi dal solleone. Per il mare in burrasca hanno rischiato il naufragio 85 migranti partiti dalla Libia, li ha salvati e portati a Lampedusa la Guardia Costiera. Simona Mazzone.
Nonostante il mare in burrasca e le forti raffiche di vento si siano abbattuti sulla loro imbarcazione facendola oscillare da una parte all'altra, si sono aggrappati ad ogni cosa gli 85 migranti che navigavano in acque siciliane e che sono sbarcati sani e salvi a Lampedusa dopo l'intervento durante la notte della Guardia Costiera che li ha soccorsi. Scampati all'ennesima tragedia del mare, i migranti hanno riferito di provenire da Bangladesh, Egitto, Pakistan e Sudan e di essere partiti il giorno prima da Zuara in Libia. Tutti sono stati portati all'hotspot di Contrada in Biriacola, che era deserto. Ancora qui resta l'eco dell'ultimo dramma della migrazione, soltanto pochi giorni fa un naufragio che non ha lasciato scampo a un altro gruppo di profughi. 6 corpi, tutti di giovani uomini estratti dalle onde e solo 10 superstiti delle 56 persone a bordo. Questi numeri si aggiungono a quelli raccolti dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, che nell'ultimo bilancio appena presentato parla di quasi 9.000 persone morte lungo le rotte migratorie del 2024, cifre da record rispetto agli anni precedenti. Oltre 2.400 sono i decessi documentati nel Mar Mediterraneo, ma probabilmente sono molti di più. Voltiamo pagina, abusi sessuali commessi dai sacerdoti. C'è un'inquietante rilevazione dell'associazione Rete l'Abuso. La Sicilia è la seconda regione per numero di casi. Gerry Italia. Si chiama Spotlight on Italian Survivors, la piattaforma che raccoglie e rende pubblici i dati sugli abusi sessuali commessi nell'ambito della Chiesa. Un lavoro iniziato oltre 15 anni fa da Francesco Zanardi, presidente di Rete l'Abuso e lui stesso vittima di violenze da parte di un sacerdote. I numeri sono allarmanti: 92 preti coinvolti in casi di pedofilia in Sicilia, seconda solo alla Lombardia con 137 casi, ma il conteggio esclude catechisti, educatori e volontari laici. È piuttosto alto il panorama di abusi in Sicilia e comunque anche in tutta Italia. Abbiamo fatto questo report che sarà aggiornato in continuazione, cioè quindi ogni caso che uscirà verrà aggiunto. Quelli che sono stati inseriti per il momento sono in realtà i 913 che dichiara la CEI, di cui ne avevamo più di 500, ne avevamo già conoscenza. Questo report è un manifesto pubblico di denuncia. La piattaforma non registra solo cifre, ma anche storie di vittime e procedimenti giudiziari. 58 sacerdoti sospettati in Sicilia non sono mai stati indagati, mentre ad oggi si contano un prete denunciato, 7 indagati e 18 condanne definitive. Le vittime accertate sono 150, tra cui persone con disabilità psichiche. Da 2 anni la Conferenza Episcopale Siciliana ha attivato un centro d'ascolto per gli abusi, ma le denunce continuano ad emergere. Il caso di Don Giuseppe Rugolo, condannato per violenza su minori, ha dato il via a nuove segnalazioni. Per Zanardi però non basta denunciare, resta l'unica strada per fermare questi crimini. È importantissimo denunciare, ma non solo per se stessi, ma anche perché in qualche modo si mette stop a un susseguirsi di vittime. Antonio ha denunciato, altri 2 no, ma intanto le vittime sono già 3. Il presidente della regione Schifani, in un vertice di maggioranza, annuncia una manovrina, come si dice, di circa 50 milioni di euro per tutelare le imprese dal pericolo dazi, mitigare i disagi delle liste d'attesa nella sanità e favorire gli spostamenti dagli aeroporti minori. Luca Ciliberti. Una manovrina da quasi 50 milioni di euro per risolvere alcune criticità contingenti al periodo che penalizzano imprese, infrastrutture pubbliche e fasce deboli. E questo è quello che ha presentato Schifani in un vertice con gli alleati. La fetta più importante di queste risorse a disposizione andrebbero alla sanità, con l'intento di ridurre l'impatto in alcuni casi devastante delle liste d'attesa. Circa 15 milioni di euro dovrebbero andare alle strutture private come i laboratori d'analisi che lavorano in regime di convenzione con la regione per ridurre il gap tra i rimborsi calcolati con il nomenclatore tariffario del 2024 e le nuove tariffe introdotte dal Ministero della Salute. Altre risorse saranno impegnate per la riprogettazione dei fondi europei e sull'azzeramento dell'addizionale sui diritti di imbarco dei passeggeri sui voli in partenza dagli aeroporti minori della Sicilia, quantificate in circa 6,50 euro in meno a biglietto, in modo da favorire un abbassamento complessivo dei costi. Tra le misure illustrate da Schifani ai capigruppo e ai leader dei partiti di centrodestra c'è l'intervento per mitigare l'effetto dazi. Un fondo
fondo da 5 milioni di euro per consentire alle piccole e medie imprese siciliane di andare alla ricerca di nuovi mercati per salvare l'export siciliano che sarebbe penalizzato dalle scelte di Trump. I dazi sono sempre stati un problema, noi dobbiamo affrontarli. Abbiamo chiesto un intervento a livello europeo perché bisogna occuparsene in quella dimensione e bisogna fare attenzione a che non si faccia di questo un problema che è un problema reale, ma bisogna affrontarlo possibilmente con una grande coesione da parte di tutti i soggetti interessati. Le misure dovrebbero partire tra fine aprile e maggio. In agenda ci sono anche soldi per il contrasto alla povertà e all'emergenza alimentare. A Palermo il quartiere Sperone non ha ancora un asilo pubblico e adesso un'installazione artistica denuncia il cantiere fermo da mesi. Nel frattempo però si susseguono gli arresti per spaccio di droga. Marco Gullà. Il quartiere Sperone di Palermo non ha un asilo nido pubblico. I lavori del cantiere in via 27 maggio sono fermi da mesi, così improvvisamente, senza un reale motivo. E così questa mattina cittadine e cittadini dello Sperone hanno denunciato con l'installazione artistica, questa non è un'opera d'arte, la situazione di blocco dei lavori. Un asilo nido necessario per il quartiere che ha tantissimi bambini 0-3 anni che vengono sempre deprivati di opportunità ed è per questo che noi abbiamo pensato a questa installazione di protesta e di denuncia insieme alle nostre mamme, ai papà e alle persone che desiderano comunque mettere in evidenza quello che non va per lavorare e risolvere le cose. Da mesi non si hanno notizie, stop ai lavori e lo potete anche vedere dalle immagini. Si sta creando quella che un po' tutti temono, ovvero una discarica a cielo aperto, quindi da mesi non si hanno risposte, lavori praticamente fermi e questo è il risultato. Io conosco un sacco di mamme che non possono andare al lavoro appunto perché non sanno dove lasciare i bimbi. E se da un lato mancano servizi fondamentali come un asilo, allo Sperone non manca invece la droga. Ennesimo arresto da parte della polizia che nella notte ha arrestato un giovane di 23 anni che smerciava cocaina, hashish e crack in qualsiasi momento della giornata, dall'alba e fino a tarda notte. Un takeaway dello stupefacente. A Catania mancano i dormitori per i senza tetto. Nella chiesa del Crocifisso dei Miracoli a fine mese si esaurirà l'accoglienza per 13 persone. L'appello di Roberto: chiediamo, dice, dignità, noi che viviamo in strada. Giusy Lazzara. Lei dorme qui in questo letto? Sì, io ho avuto una scultura delle prete dei Gesuiti che sono meravigliose, mi sono trovato benissimo, solo che purtroppo il 31 marzo devono chiudere e io non so dove andare, andrò a finire per la strada. Il signor Roberto Laspina ha 67 anni, la sua pensione sociale è di 500 euro al mese, per questo nessuno gli vuole affittare un alloggio. A Catania ci sono 137 senza tetto che non hanno un dormitorio dove andare. Come si vive per strada? È pericoloso perché c'è il freddo, l'acqua, il vento e non significa perché siamo poveri un calcio via e via. E nella parrocchia del Crocifisso dei Miracoli ci sono lenzuola pulite e piumoni per 13 senza tetto che la sera alle 8 entrano in questo salone per la cena. Si sperimenta una coabitazione anche con stranieri, ma non è sempre facile gestire l'accoglienza. Nel nostro dormitorio abbiamo sia italiani che stranieri, ma alcuni hanno anche dei problemi mentali e quindi ci vuole gente preparata per questo tipo di accoglienza. Percorsi di vita che si mettono insieme anche per una ripartenza. Noi, ripeto, per quanto possiamo cerchiamo di dare il massimo di quello che possiamo, e cioè naturalmente l'amore per il prossimo, per avere in cambio un sorriso, ma è soprattutto qui un centro di speranza. E la condizione dei senza tetto è gravissima. A lanciare l'allarme una rete di 15 associazioni che chiede all'amministrazione comunale di aprire un dormitorio in centro città. I finanzieri di Paternò hanno arrestato a Palagonia per caporalato un marocchino accusato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro nei confronti di suoi connazionali. Gli investigatori hanno accertato che l'uomo sfruttava i braccianti agricoli privi di contratto e con retribuzioni inferiori a quelle previste. Ad Agrigento inaugurato uno spazio verde per la pace, la memoria e l'impegno contro la guerra. Davide Sardo.
Un simbolo di speranza e un monito contro ogni conflitto. Nel cuore di Agrigento, davanti alla sede della prefettura, è stato inaugurato uno spazio verde dedicato alla pace, promosso dall'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra. L'iniziativa rientra in un percorso di sensibilizzazione sulla memoria storica e sulla costruzione di un futuro senza guerre. Oggi è la dimostrazione di un senso civico che abbiamo all'interno della nostra associazione, dei soci, quindi per costruire anche per i giovani un futuro per guardare avanti. Momento particolarmente toccante è stata la testimonianza di Nicolas, oggi maggiorenne, che 12 anni fa rimase vittima dello scoppio di un ordigno inesploso della Seconda Guerra Mondiale. In un piccolo paesino del Piemonte, in Val di Susa, abbiamo trovato un oggetto che per noi sembrava un lumino da Camposanto, in realtà si è rivelato una bomba a mano dell'esercito italiano della Seconda Guerra Mondiale, mi ha portato via la mano destra, mi ha reso completamente cieco. Alla cerimonia hanno partecipato autorità istituzionali, studenti e cittadini, tutti uniti nel ribadire l'importanza della pace e della solidarietà. Ricordiamo tutti coloro che sono stati vittime di tutte le guerre, ma soprattutto quelle che hanno interessato la nostra nazione. Quindi il valore simbolico, l'iniziativa va sicuramente collocata in questa ottica. L'area verde inaugurata sarà un luogo di riflessione ed educazione ai valori della convivenza affinché il sacrificio delle vittime civili dei conflitti non venga dimenticato. Arriva in Sicilia la protesta dei giovani contro la repressione in Turchia dopo l'arresto del sindaco di Istanbul. A Messina, manifestazione degli studenti di origine turca. Francesco Triolo. Qualcuno di loro preferisce non farsi riprendere in volto. Sono in piazza, manifestano, ma hanno anche il timore di possibili ritorsioni. Le notizie che arrivano dal loro paese preoccupano gli studenti turchi che vivono e studiano a Messina. Le immagini delle proteste di piazza dopo l'arresto del sindaco di Istanbul, Ekrem İmamoğlu, stanno facendo il giro del mondo e la comunità studentesca turca in riva allo stretto, che conta circa un centinaio di ragazzi, è voluta scendere in piazza per quello che hanno definito un arresto per motivi politici di un sindaco eletto democraticamente e che considerano inaccettabile. Gli ultimi avvenimenti nel nostro paese sollevano serie preoccupazioni sull'indipendenza della giustizia e sull'imparzialità della legge. L'arresto del sindaco di Istanbul, Ekrem İmamoğlu, basato su accuse infondate, così come la criminalizzazione ingiusta di giornalisti, politici e cittadini che esprimono liberamente le proprie opinioni, sono segnali allarmanti per chiunque creda nei valori democratici. Diversi gli striscioni con cui i ragazzi hanno chiesto il rilascio immediato di İmamoğlu e il ripristino di un sistema giudiziario indipendente in Turchia. Gli studenti hanno voluto anche sensibilizzare l'opinione pubblica sulla situazione di altri detenuti politici nel paese, ben consapevoli di quanti sono stati arrestati nelle ultime ore nel corso delle proteste. Loro vogliono fare qualcosa per il nostro paese. Loro sono persone coraggiosi, più di noi, perché siamo qui, ma loro sono lì in un actual danger. In vero pericolo. Sì, esatto, in pericolo, e io voglio dire loro che non sono soli e noi siamo qui per supportarli. Cinema adesso, Favignana in fibrillazione per l'inizio delle riprese del colossal L'Odissea. Oggi il primo tac del regista Christopher Nolan, che ha messo insieme un cast stellare con 4 premi Oscar. Matt Damon, novello Ulisse, ai tavolini dei locali dell'isola scatena inevitabilmente la corsa allo scatto rubato. Roberta Lunghi. La prima passeggiata sul molo al suo sbarco sull'isola di Favignana domenica pomeriggio. È il regista Christopher Nolan, arrivato sul luogo cullato dalle acque di Ulisse dopo le 500 persone della troupe del colossal da $250 milioni, L'Odissea, che si gira sull'isola delle Egadi. Nel tardo pomeriggio ieri l'arrivo del cast stellare con 4 premi Oscar. In testa Matt Damon, che sarà Ulisse, Charlize Theron sarà Circe, Anne Hathaway, Penelope e poi il protagonista di Spider-Man Tom Holland nel ruolo di Telemaco. Oggi l'inizio delle riprese e Favignana è un'isola in fibrillazione. L'isola, l'arcipelago, in prima l'isola di Favignana, è coinvolta da questi innumerevoli attori che passeggiano, che giustamente impegnati nelle riprese. È un momento davvero emozionante, un momento importante per l'arcipelago, soprattutto per il ritorno che si avrà dal punto di vista
turistico. La ricaduta su Favignana è intanto immediata per un mese di riprese con ville private affittate, a Nolan e Demon che avrà anche 10 guardiani di vedette e strutture di lusso sold out. Gli scatti di Matt Damon al tavolino del bar o in un locale la sera fanno già il giro sui social, così come colpisce al molo turistico dietro Palazzo Florio, che sarà la sede operativa del regista, l'imbarcazione d'epoca perfettamente ricostruita che sarà utilizzata nella pellicola. Dopo le Egadi, Chuck su Lipari e Vulcano per le riprese in mare. Splendido, eh? Mina oggi compie 85 anni, leggenda della musica sempre attuale, grazie anche alle collaborazioni con i giovani cantanti come Blanco, voce splendida, da anni rifiuta di esibirsi in pubblico. Eva Spampinato. Voce straordinaria, buon compleanno, breve pausa, tra poco il calcio con l'attesa per il derby di domenica tra Trapani e Catania. State con noi. Serie C, cresce l'attesa per il derby di domenica fra Trapani e Catania, in palio punti pesanti per la corsa ai playoff e la gara cade in una ricorrenza speciale per i padroni di casa. Francesco Triolo. Si comincia a scaldare la settimana che precede il derby tra Trapani e Catania in programma al Provinciale. Partita ricca di insidie per i rossazzurri contro una formazione quella granata in cerca di riscatto dopo 5 sconfitte di fila, mentre il Catania non vuole fermare la sua corsa verso un piazzamento playoff. A Trapani inoltre c'è la gran allenatore con il presidente Antonini che ha invitato Torrente alle dimissioni, ma per il momento il tecnico è rimasto al suo posto. L'atmosfera sarà di quelle delle grandi occasioni anche per festeggiare i 120 anni che il Trapani compirà il 2 aprile con i giocatori che indosseranno una maglia esclusiva con patch celebrativa e nel prepartire i ragazzi della scuola calcio e del settore giovanile faranno una parata a bordo campo. Ancora c'è da capire se ci saranno i tifosi etnei, si va verso il divieto di vendita dei biglietti ai residenti della provincia di Catania, una decisione per la quale si attende comunque il pronunciamento degli organi preposti, legata non ai rapporti tra le due tifoserie ma al percorso che i tifosi rossazzurri seguirebbero passando da Palermo per raggiungere Trapani. Sul fronte squadra toscano deve risolvere il problema legato all'attacco, evidenziatosi ancora di più nella gara contro il Crotone. La speranza difficile è che Inglese possa recuperare in tempo oppure rimettere in sesto Montalto dopo i fastidi alla schiena che lo hanno costretto a saltare la gara di domenica scorsa. Intanto, come accaduto con la partita vinta dalla squadra di Toscana al Franco Scoglio di Messina, anche Trapani-Catania sarà trasmessa in diretta esclusiva da Telecolor. Diretta stadio comincerà un'ora prima del calcio d'inizio fissato per le 15 di domenica, 4 ore di trasmissione a partire dalle 14 con la presentazione dell'incontro, le voci dei protagonisti poco prima del calcio d'inizio, il racconto live del match e un ampio post gara con le interviste in anteprima ad allenatori e giocatori. E noi ci fermiamo qui, l'appuntamento per la prossima edizione è alle 20, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.